ringraziamo per la sua presenza e ci farà un pochettino una panoramica di quello che è un po', diciamo, l'aspetto tendenziale. Esiste una lista nera di incidenti, di infortuni in agricoltura preoccupante? Sì, purtroppo voi sapete che il Veneto è una delle prime regioni per morti sul lavoro in agricoltura e nell'ambito della regione Veneto Verona ha il numero più elevato di infortuni mortali. Chiaramente dipende sia perché a Verona c'è un numero più elevato di aziende agricole rispetto alle altre province del Veneto, ma anche sono le stesse caratteristiche del nostro territorio che non è pianeggiante e quindi sappiamo che la maggior parte degli infortuni si verificano in collina, si verificano in montagna e quindi perché la maggior parte appunto è ripetitivo, la maggior parte degli infortuni si verifica per ribaltamento del trattore. Quindi un pendio elevato, una pendenza elevata è più facile che comporti la mancata aderenza nel terreno e quindi il ribaltamento della macchina, della trattrice. È importante in questi casi sia conoscere bene il proprio terreno, la propria campagna, però conoscere anche l'attrezzatura che si utilizza, quindi conoscere il trattore, capire se il trattore è idoneo alla tipologia del terreno, capire se sicuramente il trattore deve avere l'arco di protezione o la struttura di protezione del posto di guida, compresa la cintura di ritenzione. Tanti infortuni che abbiamo visto mortali come servizi di prevenzione sono proprio dovuti al fatto che c'è la struttura, c'è l'arco, però questo non viene tenuto in posizione alzata. Nonostante i primati negativi, il quadro complessivo in agricoltura degli infortuni è tutto sommato positivo. Cosa mette in campo Coldiretti? Ma Coldiretti mette in campo un processo di formazione permanente fondamentalmente, mette in campo un percorso innovativo che è quello della formazione a distanza. Significa arrivare a tutti con gli strumenti nuovi. Formarsi a distanza significa accedere al percorso formativo quando si vuole, nel giorno in cui magari più si aggrada, fare un percorso quindi dove uno può ritornare sugli argomenti, può avere accesso in contemporanea a tutte le altre informazioni che su internet per approfondire i vari argomenti e soprattutto può fare alla fine un test di autovalutazione che gli permette in qualche modo di capire qual è il suo livello di formazione e eventualmente se è il caso di ripeterlo e tornare sull'argomento. Beh, sicuramente non sostituirà appieno la formazione in aula che vive dell'empatia, del rapporto anche con le varie figure che intercettano magari il tutor e il docente in aula, ma che naturalmente va a completare questo percorso, questo pacchetto, si rivolge in particolar modo anche alle nuove generazioni che sono sempre più collegate ai sistemi informatici, che sono più collegati con il mondo, oggi il mondo in un palmo di mano, quindi anche i nostri imprenditori giovani che sono quasi tutti laureati o quantomeno diplomati, navigano ogni giorno e sono all'interno del sistema e sono in rete, quindi noi nella rete porteremo le nostre aule virtuali che per evitare che ci sia un distacco, uno scollamento con quello che è l'aula, abbiamo riprodotto un'aula di Coldiretti con i nostri docenti, i nostri formatori.